Perché Salvatore Messina non è più il commissario straordinario dell'ASP di Agrigento? Questo servizio è del tutto incentrato sulla posizione del diretto interessato, che ha indetto una conferenza stampa nella sede dell'Ordine dei Medici ad Agrigento. Messina ha accolto la stampa con cartelle e documentazioni. È apparso compassato, come da prassi caratteriale, ma comunque deciso. Non accetterà passivamente il moto scatenatosi e agirà per vie legali. Messina ha aperto la conferenza analizzando le condizioni economiche e funzionali dell'azienda, a suo dire nettamente migliorate da quando è commissario. Che ASP lascia dopo i suoi 2 anni di commissariamento? È sotto gli occhi di tutti. È l'ASP valutata dall'Agenas in Sicilia la prima, è l'ASP con i conti in ordine, come potete vedere. Tenete conto che io l'ho ereditata con un deficit di 10 milioni di euro. È un'ASP che non ha contenzioso per materia finanziaria, perché noi paghiamo entro 60-90 giorni. Siamo indicati dai creditori come una delle ASP più virtuose d'Italia. Ma soprattutto il tema centrale riguarda le motivazioni della sua revoca. Secondo la delibera ufficiale, Messina sarebbe stato cacciato per 3 motivi essenziali: un contenzioso con una donna e la perdita del proprio nascituro, con conseguenti disfunzioni assistenziali. Contenzioso, secondo Messina, assolutamente non imputabile alla sua persona, oltre alla presunta assurdità della richiesta di provvedimenti nei confronti del medico coinvolto, perché, sempre secondo Messina, questi si era già destituito dalla carica. Il secondo motivo riguarda la Banca del Sangue Cordonale, trasferita a competenze ASP nel 2012 e imputata di malfunzionamenti ascrivibili a gestioni precedenti. Punto 3. L'accusa di inadempienza rispetto alla procedura antimafia. Quindi collateralmente cosa c'è sotto, dietro alla sua rimozione? Una motivazione ben più politica probabilmente. Non ne so assolutamente niente, non intendo aggiungere niente a quello che ho detto. Ecco, cosa possiamo rispondere invece a una delle accuse che riguardava la mancata certificazione antimafia, le inadempienze? Quello corrisponde assolutamente a non verità e ribadisco quanto ho detto in sede di conversazione con voi, cioè premesso che il responsabile personalmente e direttamente della gestione delle procedure di gara è il direttore della struttura complessa provveditorato ed economato. Quindi fatta questa premessa, e quindi non potrebbero comunque essere imputate a me queste cose, devo dire che il responsabile della struttura provveditorato ed economato ha osservato in maniera pedissequa le leggi e le indicazioni della Regione. La conclusione di Messina è metaforica, quasi mitologica. Attorno a lui si sarebbe scatenato un moto di assassinio professionale e di sciacallaggio politico. L'assassino, afferma Messina in conferenza stampa, sarebbe l'assessore alla sanità Lucia Borsellino. Nelle operazioni di sciacallaggio sul corpo, già morente, ci sarebbe invece l'onorevole Calogero Firetto. Firetto che negli ultimi tempi si era ampiamente espresso per un avvicendamento ai vertici dell'ASP agrigentina. Ma la questione, giura Messina, si protrarrà nelle sedi preposte. Intanto conclude così. Quanto ha inciso la questione TAC? La questione TAC non incide assolutamente niente, perché come ho già detto nel passato e ribadisco oggi, noi abbiamo adottato, quando c'è stato questo malaugurato guasto alla TAC di Agrigento, quando previsto dalle linee guida, nessuno può pensare che quello che noi abbiamo fatto non corrisponda a criteri di sana, corretta gestione e di tutela della salute dei cittadini.